Pronti? 1, 2, 3. Buono il segnale con Citrosodina Oil che cerca di assumere l'iniziativa, ma rientra bene Cleofecol e Citrosodina cerca di farsi spazio alla corda. Operazione che riesce a fatica, ma riesce. Almeno Numero sembra. 6 No, rimane Egberto all'esterno Mail Citrosodina invece squalificato. perché c'è l'inserimento del numero 7, Drum. Numero Mentre ha 1 sbagliato duplo squalificato. Per corsie esterne c'è anche Dursamore SM con in terza ruota Enola Gay, Treb. Poi già lì, vicino ai primi, Enea Tav. Intanto, in vantaggio Cleofecol che completa i primi 600 di gara, 45-4 ufficiale, ma forse il tempo non è preciso e risente del galoppo della cavalla che passava prima di Cleofecol. In corsia esterna Dursamore SM, lungo la corda c'è invece Drum, Citrosodina Oil sempre in seconda pariglia davanti a Enea Tav e via via gli altri. Intanto 1 chilometro in 1:17,5. Inizia così chilometro conclusivo con sempre la coppia Cleofecol e Dursamore SM a condurre. La terza ruota ora di Enea Tav, un giro dalla conclusione, lo scatto del favorito Enea Tav che in terza corsia sopravanza in breve Citrosodina Oil, cerca l'aggancio con la coppia di testa. 600 alla conclusione, parziale in 15,7 con Cleofecol e Dursamore alle prese. Enea Tav si è sistemato in corda a 400 dalla conclusione, in vantaggio ancora Cleofecol, in schiena Enea Tav, all'esterno generosamente Dursamore, poi c'è anche Duty Free B e la terza corsia di Claire di Iesi. Completamento della piegata, ingresso in retta d'arrivo con Cleofecol che cerca lo stacco. In schiena c'è ancora Enea Tav che prova i 100 conclusivi. Enea Tav guadagna terreno, Cleofecol ancora vantaggio sul traguardo. Enea Tav passa di precisione e vince. Al terzo un altro arrivo stretto fra Dursamore SM e Claire di Iesi. 1,17 il ragguaglio. Vediamo il finale con Cleofecol che tenta la difesa estrema contro Enea Tav che però nelle battute conclusive prevale e vince sul stesso Cleofecol, mentre al terzo posto, andiamo a rivedere le immagini, è probabilmente il numero 10 Claire di Iesi ad aver ragione della concorrenza e in particolare di Dursamore SM. Vince dunque Enea Tav che chiude così la giornata all'Arcoveggio. Vincenzo Luongo in sediolo per conto di Gennaro Casillo e del signor Brunellesco Beccagli.